Scendeva con la sua bici da corsa lungo la provinciale che da Val de Noguer conduce a Tambre, quando, per cause ancora da chiarire, si è trovato di fronte ad una Fiat Punto che non è riuscito ad evitare. L'impatto violento è stato fatale per Maurizio Casagrande, noto triatleta 44enne di Vittorio Veneto. I soccorsi, pur tempestivi, sono risultati vani. Il decesso dell'uomo è stato dichiarato sul posto e la salma, dopo il nulla osta della magistratura, è stata ricomposta e consegnata al carro funebre. I carabinieri di Alpago hanno eseguito i rilievi di legge che saranno utili a definire la dinamica del terribile incidente. Sportivo molto conosciuto nella Marca, ma anche a Pordenone, città della società Reaction, per la quale gareggiava e della quale era componente del consiglio direttivo. Di professione piastrellista, Maurizio Casagrande aveva una grandissima passione per lo sport, il triathlon in particolare. In sua memoria stanno organizzando una raccolta fondi gli amici del gruppo La Fenice che con lui si allenavano in bici. L'avevano salutato anche ieri mattina a Fregona mentre affrontava quel giro verso l'Alpago che tante volte aveva fatto anche alzandosi all'alba pur di coltivare la sua passione sportiva. Sulla pagina Facebook della Reaction Triathlon un post lo ricorda con affetto. Da oggi sarà tutto più difficile. Questa mattina Maurizio è salito in bici per il solito giro senza immaginare che potesse essere l'ultimo. Quando succedono queste tragedie non ci sono parole che possano mitigare il dolore, quindi lo vogliamo ricordare sorridente e ironico come al solito. Ciao Mao, ci vediamo al prossimo triathlon. Maurizio Casagrande lascia i genitori, la sorella e l'amato nipote. La famiglia, in un grande gesto d'amore, ha deciso di donare gli organi.